dopo 2 settimane infuocate, il sindaco di Treviso pronto a chiedere un incontro con il ministro dell'Interno. Situazione insostenibile, dice Conte, che invoca un giro di vite sui flussi. Intanto Coalizione Civica posiziona provocatori i cartelli turistici su alcuni punti nevralgici della polemica, dai Parc dal Negro e Appiani al Viottolo sotto i portici a ridosso di Casugana. Domenica di mobilitazione a Campocroce di Mogliano per l'incendio della palestra della frazione, un fenomeno di combustione lenta che si protrae da 2 giorni, già ingentissimi danni. Perde il controllo dello scooter all'altezza di una rotatoria a Santa Lucia di Piave, sbanda e finisce in un campo, Centauro vivo per miracolo. Un incidente molto simile a quello avvenuto ieri a Monastier con la morte del 56enne imprenditore di Ponzano Fausto Lamonato, tra i vicini incredulità e commozione. Da Gianni Morandi a Bebe Vio, poi ministri e autorità, tantissimi cittadini attesi in migliaia martedì a Padova per l'addio al grande campione. All'esterno allestito un maxi schermo, a ufficiare sarà l'amico Don Marco Pozza. In 10.000 lungo le strade della città per la Treviso in rosa, un inno alla prevenzione che ha visto omaggiare la forza di Alex Zanardi. A Gemona del Friuli la messa con il cardinale Zuppi per commemorare le vittime del terremoto del 76, il messaggio di Papa Leone XIV letto dall'altare. Treviso si prepara ad accogliere nel prossimo weekend la 9ª edizione del trofeo Marca Classica. Il fascino delle auto storiche della gara coinvolgerà tutta la provincia. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque in primo piano ancora il nodo migranti. Dopo 2 settimane infuocate, il sindaco Mario Conte è pronto a chiedere un incontro con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Situazione diventata insostenibile, dice, i problemi hanno superato le opportunità di una corretta integrazione. Il sindaco invoca un giro di vite sui flussi. Chiederò al ministro Piantedosi la possibilità di poterci incontrare per raccontare quanto sta succedendo nei nostri territori, ma soprattutto per trovare insieme delle soluzioni che possano essere condivise e possano mettere i sindaci nella condizione di poter operare nel migliore dei modi. I numeri stanno diventando troppo importanti per qualsiasi forma di organizzazione, quindi si esce addirittura dalla volontà, dalla disponibilità e dal cuore che ognuno di noi può mettere. Qui la situazione rischia di diventare ingestibile. Dopo gli sgomberi, i tavoli in prefettura, le polemiche, Mario Conte tiene il punto e lancia un out-out ai piani alti della politica. Si guarda al Viminale e alle ripercussioni locali di un fenomeno globale, l'immigrazione appunto. Io credo che molto responsabilmente questi flussi vadano fermati, nel senso che noi non possiamo farci carico di un numero così elevato di persone che aumenta di giorno in giorno, che hanno delle esigenze, che hanno delle culture molto diverse dalle nostre. La diversità tra culture genera sicuramente ricchezza, però è altrettanto vero che in questa fase qua i disagi superano l'opportunità. I territori sono saturi, dice il sindaco di Treviso, presidente dell'Anci Veneto. Sullo sfondo le tensioni per la gestione dei migranti sgomberati da Parc dal Negro e dall'area Appiani. Parcheggi che, ripete Conte, non sono dormitori. L'ultima scintilla è stata innescata dalle lamentele di un migrante in particolare all'interno del gruppo ospitato ormai da quasi 10 giorni in albergo, e questo grazie alla generosità di 2 imprenditori. Guarda, abbiamo mangiato 3 giorni, oggi è il terzo giorno questo che abbiamo mangiando. Il video di Ali è presto diventato un caso. La stessa Mirella Tuzzato, a cui si erano rivolti i benefattori per trovare degli alloggi, ha parlato di un gesto che rischia di nuocere a tutti. Conte, da parte sua, è tranchant. Se tu vieni qui e rifiuti l'ospitalità, non gradisci l'ospitalità che ti viene generosamente offerta da un imprenditore, credo che tu innanzitutto manchi di rispetto al paese ospitante. La questura dovrebbe prendere in considerazione le loro posizioni per allontanarsi. Penso sia il minimo, insomma, se non ti va bene l'idea di dormire e mangiare a Villa Fiorita, credo che è giusto che tu te ne torni a casa. La polemica è tutt'altro che finita. Coalizione Civica posiziona provocatori i cartelli turistici in alcuni punti nevralgici della polemica, dal Parc dal Negro al Parc Appiani e poi al Viottolo sotto i portici a ridosso di Casugana, teatro della protesta più clamorosa.
Persone costrette a dormire all'addiaccio dalla inerzia delle istituzioni, così recita il provocatorio cartello turistico posizionato da Coalizione Civica per Treviso in alcuni punti nevralgici della città, finiti sotto i riflettori ultimamente per il nodo migranti, Park dal Negro, Park Appiani, il Viottolo sotto i portici a ridosso di Casugana. Eccole dunque le indicazioni in marrone, un cartello, dice l'esponente del movimento Gigi Calesso, per rendere visibile l'invisibilità. Vogliamo che la città si renda conto di quali sarebbero le indicazioni se riguardassero anche i lati più oscuri del nostro vissuto quotidiano, in particolare in questo caso quello che riguarda le persone costrette a dormire all'addiaccio. Riteniamo che questa situazione, che si nasconde dietro la vetrina della città ricca e turistica, vada messa in evidenza. Mentre i cartelli sono già un caso, Calesso elenca le buone pratiche di altri capoluoghi, l'affitto civico di Bologna, il piano per l'abitare sociale di Vicenza, la limitazione degli affitti turistici a Verona. Il tema è politico e non solo, come racconta Isaac Lodi Casagrande, esponente trevigiano del Movimento 5 Stelle. Mio nonno è italiano al 100%, durante il periodo fascista era andato giù in Etiopia proprio per la conquista. Lui è rimasto là e poi siamo nati noi, diciamo, io e mia sorella. Io sono italo-etiope, quindi diciamo che è una cosa in più per me, quindi questa mi va bene. E non ho mai trovato qualche razzismo o roba del genere, perché tanti dicono il Veneto è razzista. No, il Veneto non è razzista. Se una persona è razzista è ignorante ed è diverso. Io sono stato bene dalle superiori, medie, elementari, l'asilo, mai avuto problemi, sempre legato con tutti. Dobbiamo dare un'opportunità anche a queste persone a crescere e a legare, un'inclusione. Collaterale al tema migranti anche quello della sicurezza locale, così come definita ieri a Spresiano. L'abbiamo sentito dallo stesso ministro della giustizia Carlo Nordio, che di fatto ha ripassato la palla in un certo senso ai sindaci. I sindaci possono fare di più, conferma l'avvocato meroniano Fabio Crea, che cita anche il recente caso di Carbonera. La sicurezza locale che deve essere sì certo garantita dalle forze dell'ordine nazionali e ovviamente anche dalla magistratura, dal Ministero della Giustizia, ma è molto importante il contributo direi quasi principale del sindaco, dell'autorità locale. La chiamata sicurezza locale il ministro Carlo Nordio in un evento elettorale a Spresiano a supporto del sindaco uscente Marco Della Pietra, parole che ripropongono il tema delle armi a disposizione dei primi cittadini nel contrastare microcriminalità e devianza. Il ministro Nordio ieri ha detto una parola molto importante, la sicurezza locale, quindi la sicurezza urbana. Il contributo principale è proprio quello delle amministratori, cioè dei sindaci. È un concetto normato, è un concetto che vado a ripetere da tempo, è arrivata in maniera molto importante ovviamente l'interpretazione superiore a quella di tutti da parte del Ministro della Giustizia. Per l'avvocato trevigiano di Fratelli d'Italia Fabio Crea, che proprio sul fronte della sicurezza urbana più volte ha messo nel mirino il sindaco leghista Mario Conte, il messaggio di Nordio dal palco di Spresiano non lascia spazio a dubbi o interpretazioni. Il compito della sicurezza urbana e del presidio del territorio è compito dei sindaci, principalmente, e della polizia locale, come in un caso molto importante in questi ultimi giorni ha fatto in maniera molto opportuna e molto importante la brava sindaca di Carbonera, la Ortolan. Il riferimento è al presidio fisso attuato nei giorni feriali dopo gli episodi di violenza giovanile a Mignagola, culminati con il pestaggio di un tabaccaio. Mario Conte potrebbe prendere esempio anche da vari altri realtà locali. La Ortolan, in un momento in cui c'era la necessità di effettuare un presidio importante all'interno del proprio comune, ha attivato non le forze dell'ordine ma la polizia locale. Quindi questo è la rappresentazione, l'esplicitazione di ciò che è previsto dalle norme. Quindi che sia Mario Conte che sia un altro sindaco, il problema sicurezza all'interno delle città, che è sempre all'attenzione del governo, i decreti sicurezza, i 5 decreti sicurezza hanno insistito molto su quelle che sono modifiche e interventi soprattutto nella sicurezza urbana, vanno in questo senso. Con la cronaca usciamo per un attimo dai confini della Marca trevigiana, andiamo a Rovigo perché sta preoccupando in queste ore un incendio che è divampato nel tardo pomeriggio di oggi, lo vediamo nelle immagini dei Vigili del Fuoco al Parco Langer, e sta mobilitando in queste ore diverse squadre dei Vigili del Fuoco da Rovigo e Castelmassa. Allarme scattato
poco dopo le 17, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi rapidamente all'interno dell'area verde. A complicare le operazioni di spegnimento è il vento che sta spingendo i piumini incendiati a distanza, generando numerosi focolai secondari, rendendo più difficile il contenimento del rogo. Per supportare le operazioni da terra è stato richiesto anche l'intervento dell'elicottero, come vedete, dei vigili del fuoco impegnato nei lanci d'acqua. Nelle zone più critiche le squadre stanno lavorando intensamente per domare le fiamme, sia per proteggere le abitazioni situate nelle vicinanze del parco, potenzialmente a rischio a causa dell'avanzare dell'incendio, tanto che sono state fatte precauzionalmente evacuare per il momento alcune delle abitazioni più vicine, quindi più a rischio. Sul posto è anche presente la polizia locale e sono operazioni tuttora in corso a Rovigo, al Parco Langer. Vi daremo eventualmente degli aggiornamenti se la situazione si dovesse aggravare. Parliamo di un altro incendio, ma è un incendio completamente diverso ed è una situazione quasi paradossale, molto particolare. Si tratta di una combustione lenta, quindi non parliamo di fiamme libere, però è un incendio di fatto che sta occupando i vigili del fuoco da 2 giorni e danneggiando in modo molto serio una palestra nella frazione di Campocroce di Mogliano. Si sono accorti che praticamente l'isolante che sta all'interno della muratura, che è un isolante di legno pressato, posato 25 anni fa quando è stata costruita la palestra, aveva preso fuoco, un fuoco senza fiamma libera, una combustione lenta che aveva coinvolto metà della facciata est e una parte della facciata nord. Sono già ingentissimi, centinaia di migliaia di euro i danni riportati dalla palestra comunale di Campocroce a Mogliano Veneto, dove da 2 giorni si registra il via vai degli operatori. L'allarme è stato lanciato dalla squadra locale di volley a ridosso della partita. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco per una prima messa in sicurezza. Nella notte però la combustione è ripresa in maniera subdola, da qui una seconda mobilitazione. È un intervento difficile per i vigili del fuoco che ringrazio. Ieri c'erano 2 squadre qui a Campocroce, oggi una squadra, e purtroppo è un incendio difficile da spegnere perché siamo proprio all'interno della muratura. Hanno dovuto creare dei fori sui muri e buttare dentro acqua e schiuma. Fortunatamente la copertura in legno della palestra non è stata intaccata e fortunatamente ieri c'era una partita, perché se si arrivava a lunedì, a domani, poteva essere troppo tardi. Ecco perché non c'è la fiamma, non si vedono fiamme. Non si vedono fiamme, solo un po' di fumo e questo odore acre, insomma, di legno compattato che brucia lentamente. Il tutto si sarebbe innescato da alcune scintille nel corso dei lavori di manutenzione della copertura, ma al momento non è facile stabilire con esattezza le responsabilità. Di certo il quadro è in evoluzione, la palestra ora è chiusa per le squadre che qui si allenano, saranno trovate soluzioni temporanee. Abbiamo anche attivato la protezione civile che farà della guardiania a partire da oggi pomeriggio, quando l'intervento dei vigili del fuoco sarà finito, per capire, per vedere, controllare che non ci siano altri focolai, insomma, che continuano a fare questa combustione lenta. I drammi sulle strade, torniamo fuori dalla Marca Trevigiana, torniamo nel Rodigino. Stavolta siamo ad Adria con un tragico incidente nel pomeriggio a Mazzorno Sinistro, frazione di Adria, a scontrarsi 2 moto, pesantissimo il bilancio, con un 60enne che ha perso la vita, viaggiava con la moglie sulla maggiore delle 2 moto. I feriti sono appunto la moglie dell'uomo e un 16enne che era invece la guida di una moto 125, dunque schianto a Mazzorno Sinistro, frazione di Adria. Un 60enne ha perso la vita, gravissima la moglie che era con lui, ferito anche un 16enne in sella invece a una moto 125. E nella Marca Trevigiana invece un preoccupante incidente avvenuto nel pomeriggio a Santa Lucia di Piave, perde il controllo dello scooterone, vola nel campo adiacente, la tragedia sfiorata all'imbocco della maxi rotatoria di via Marconi. Il centauro 72enne, un 72enne di Susegana, ha perso il controllo della 2 ruote per cause in fase di accertamento ed è finito appunto nel campo adiacente dopo aver oltrepassato il guardrail che separa la sede stradale dal terreno agricolo, quindi fortunatamente non ha impattato sul guardrail. Allarme immediato ovviamente, il SUEM sul posto insieme anche alla polizia locale del Coneglianese.
Fortunatamente per l'uomo ferite di media gravità, non sarebbe in pericolo di vita ed è di fatto un incidente fotocopia, fortunatamente con esiti diversi, fotocopia rispetto a quello avvenuto ieri a Monastierra con in questo caso il 56enne di Ponzano che ha perso il controllo della moto ed è finito di fatto in un fosso con la moto volata in un campo. Sembra proprio quasi la stessa dinamica, l'esito diverso, c'è la morte di questo 56enne Fausto Lamonato e il cordoglio di una comunità dei vicini che lo conoscevano molto bene. È stata veramente una notizia che ci ha preso veramente, ci ha colti impreparati, non mi sembra ancora vero, non ci sembra vero a tutti perché era una persona fra l'altro stupenda, uno sempre pronto ad aiutare tutti, forse il vicino che tutti vorrebbero perché qualsiasi cosa uno aveva bisogno lui c'era. Lo vedevo partire alla mattina presto col suo pick-up e così mi dispiace tantissimo per questa perdita. La voce rotta dal pianto è quella dei vicini che ancora non riescono a credere di non poter più incrociare il sorriso di Fausto Lamonato. Il pick-up del 56enne è lì nel parcheggio di via Divisione Folgore a Ponzano davanti all'abitazione. Ci saliva ogni mattina per andare nella sua azienda, la Intotecnica di Meolo, che aveva rilevato 10 anni fa con successo, esempio di imprenditore che si fa da sé, con coraggio e visione. Manca la sua Harley Davidson, la moto sulla quale ha trovato la morte nel tremendo schianto di Monastierre. La 2 ruote sul campo, lui sul fossato dopo la sbandata fatale. Grande passione la moto, superata soltanto dal mare. La vela, le barche, la sua attività nella associazione sportiva Yacht Club MDV riempivano il suo profilo social. Una persona con una grande voglia di vivere, fra l'altro condividevamo un po' la passione per la vela, abbiamo fatto anche dei viaggi assieme. Io passavo per entrare a casa e lui dai vieni dentro, bevi un bicchiere, siediti, dai hai bisogno di qualcosa. Era una persona meravigliosa. Una persona sempre con il sorriso in viso, semplice, ben voluta da tutti. Ci mancherà soprattutto sentirlo passare, salutarlo alla sera. Lui comunque era sempre gentile, era sempre solare. Mi mancherà, sì, un bel ricordo. Un quartiere sotto shock, pronto a stare accanto alla moglie Graziella. In comune nel 2014 aveva anche tentato l'avventura politica con il Movimento 5 Stelle, un uomo pieno di entusiasmo e di vitalità. Una persona impegnata nel lavoro, come nella famiglia e come nel tempo libero. Spiace proprio. Era un uomo che si era fatto da sé perché aveva rilevato quell'azienda Meolo. Sì, io credo che insomma riuscire oggi ad avere un'azienda è importante e vuol dire che uno era anche una persona capace, secondo probabilmente volenterosa e coraggiosa. La sfortuna non l'ha aiutato. Ancora 2 notizie di cronaca prima della pausa pubblicitaria e ancora un incidente, questa volta parliamo di uno scontro tra 2 auto avvenuto poco dopo le 12 in via Re di Puglia a Cordignano. Una delle 2 auto nell'impatto ha preso fuoco, all'arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ghiaierini di Vittorio Veneto hanno provveduto a spegnere l'incendio che nel frattempo aveva avvolto interamente l'auto e a prestare soccorso al conducente dell'altra autovettura rimasto incastrato all'interno. È stato affidato alle cure del SUEM 118, presenti anche i carabinieri di Conegliano. Fortunatamente per l'uomo ferite di lievi entità. Illeso, ma ovviamente in una situazione particolare, anche il deltaplanista che è rimasto di fatto, lo vedete in questa immagine, appeso su un albero, una mobilitazione che è avvenuta a Borso del Grappa. Un deltaplano precipitato all'altezza del 4º tornante della strada generale Giardino. Il pilota era rimasto sospeso su una pianta nel vuoto a un'altezza di 10 metri. Una squadra ha così raggiunto il luogo indicato a circa 450 metri di quota assieme al personale sanitario del SUEM di Pieve del Grappa. Fortunatamente il 63enne di Campo San Piero non ha riportato conseguenze, ma il suo recupero è stato reso ovviamente difficile e complicato dalla posizione particolare in cui si trovava. Pochi istanti di pubblicità, c'è ancora molto di cui parlare, fra poco.
Siamo tornati in diretta per parlare dell'addio al grande Alex Zanardi. Martedì alle 11 alla Basilica di Santa Giustina a Padova. Comune e prefettura di Padova proprio in queste ore stanno lavorando per predisporre un piano di gestione dell'arrivo di migliaia di persone dentro e fuori la Basilica, come accaduto per l'addio a Giulia Cecchettin e carabinieri vittime della strage di Castel d'Azzano. Ci sarà un maxi schermo allestito all'esterno prevedendo appunto la presenza di moltissime persone, dai cittadini comuni a star dello sport e della TV, annunciate infatti da ambienti vicini alla famiglia la presenza ad esempio di Fabio Fazio, Gianni Morandi, oltre ovviamente a Bebe Vio, come Zanardi oro alle Paralimpiadi, ma anche al ministro dello sport Abodi e tantissime autorità. Il funerale sarà officiato da Don Marco Pozza, il cappellano del carcere Due Palazzi, con il quale Alex ebbe un rapporto di amicizia mai sopito. Mi ha colpito che mi abbia cercato la moglie e mi abbia chiesto se potevo celebrare questo funerale, ha detto Don Marco Pozza. È il suggello di un'amicizia che in questi anni è cresciuta. Cercherò di raccontare la peculiarità di una storia che certamente, dice Don Marco, ha travalicato quelli che sono i confini di una famiglia, di uno Stato, una storia che è diventata patrimonio mondiale di tutti, dell'umanità, e a un certo punto è diventata un simbolo. Assieme al celebrante ci sarà sull'altare padre Federico Lauretta, parroco della Basilica Benedettina. I familiari di Alex Maragon hanno scelto una cassa di legno chiaro che lascerà alle 10:30 la residenza sanitaria assistita Opera Immacolata Concezione, dove Zanardi ha vissuto gli ultimi anni protetto dal massimo rispetto della privacy. E un pensiero ad Alex Zanardi, un omaggio ad Alex Zanardi è arrivato oggi anche dalle tantissime donne in rosa di Treviso in rosa, un fiume che ha percorso la città di Treviso, un inno alla prevenzione. La forza delle donne e della prevenzione in un lungo serpentone che ha avvolto la città. Un abbraccio ricambiato e riconoscente per la 12ª edizione della Treviso in Rosa, dove in più momenti, anche attraverso gli speaker ufficiali, è stato ricordato Alex Zanardi. Più volte campione paralimpico, ma soprattutto campione nella vita. Ma dietro ogni maglietta rosa c'è un volto, una storia, una motivazione. A dimostrarlo la triatleta Alessandra Fior. Personalmente ho attraversato questo percorso purtroppo ignorando il messaggio della prevenzione, e solo dopo il percorso appunto oncologico e chemioterapico affrontato ho capito quanto sia importante fare una diagnosi precoce affinché ci sia una predicibilità di vita più favorevole. 10.000 le partecipanti, tanti gruppi provenienti da tutta la Marca, tra i più numerosi quello di Preganziol, ma ci sono anche le donne fuori dal comune di Casugana, giunte e consiglio al completo. Purtroppo il tumore al seno, il tumore all'ovaio, bisogna prevenire, donne, e veramente farsi le cure e la prevenzione ogni anno. Forza, non mollare mai. In caso di malattia, ecco, c'è tutto questo, una rete di donne e di professionisti che ci sostiene. Questa energia portiamocela ovunque. È davvero un grande grazie a tutti i volontari che permettono questo, allo sport, ma soprattutto alle grandissime guerriere della vita che abbiamo qui oggi. Mi emoziona ogni volta, non lo so perché, non so da dove arrivano tutte queste donne, però ci ripaga dei grandi sforzi che abbiamo fatto in questi mesi. Il colpo d'occhio del resto lungo le mura è impressionante, in un mix di energia e fiducia, soprattutto nella ricerca. Forza donne, siamo le migliori del mondo, qui a Treviso. Buona camminata a tutti. Nella domenica trevigiana generazioni intere, una accanto all'altra. Tutti assieme, sempre finché posso. E ci siamo anche noi di Media Nord-Est, perché la prevenzione va soprattutto comunicata in maniera efficace. Antena 3 è presente per ribadire come sempre l'importanza della prevenzione, lo raccontiamo nelle nostre trasmissioni e siamo qui presenti. Una giornata molto bella, una giornata di festa, e anche noi stiamo tutti insieme perché oltre che colleghi siamo anche amici. Immancabili ringraziamenti di Mario Conte agli operatori, ai volontari, agli organizzatori, per il sindaco raffica di selfie in una giornata che vede Treviso nel suo vestito migliore. Fatemi finire con viva le donne che partecipano a queste manifestazioni, perché sono il vero tesoro di questa manifestazione. Solo gioia di esserci. È importante, ci salva la vita. Non bisogna aver paura della malattia, perché come potete vedere si rinasce, e si rinasce meglio di prima.
Un saluto a tutte le donne di Treviso in Rosa e in particolar modo non si offenderanno le altre, le nostre colleghe. Adesso la politica, usciamo ancora per un attimo da Treviso, c'è il caso biennale perché è stata anticipata dal Corriere della Sera la relazione degli ispettori inviati dal Ministero, sotto la lente la partecipazione della Russia e le dimissioni in blocco della giuria internazionale. Non siamo un Expo, non invitiamo gli Stati, la posizione ribadita dalla Fondazione Veneziana, restano le tensioni con il governo a pochi giorni dal via. Forse è già sul tavolo della Premier Giorgia Meloni la relazione degli ispettori del Ministero della Cultura, reduci dall'ispezione alla Biennale di Venezia, verifica chiesta dallo stesso ministro Alessandro Giuli, sullo sfondo lo scontro tutto interno con il presidente Pietrangelo Buttafuoco. Il dossier di 7 pagine, anticipato dal Corriere della Sera, arriva in un clima già teso, segnato negli ultimi giorni dalle clamorose dimissioni in blocco della giuria internazionale. Nel documento si legge come la Federazione russa non sia stata formalmente invitata dalla Biennale, ente che non è un Expo e quindi non promuove la presenza degli Stati. Sono questi a decidere autonomamente se partecipare. Il padiglione russo rientra tra quelli storici presenti ai giardini. Lo spazio poi, viene ribadito, non sarà accessibile durante la mostra. L'unica eccezione sarà il vernissage previsto nei prossimi giorni, che resta però un evento privato su invito. Tra i capitoli affrontati dagli ispettori c'è anche quello economico, con la Biennale che ha messo a verbale le misure adottate a seguito del rischio di perdere il cofinanziamento europeo da 2 milioni di euro in 3 anni. Quanto alle dimissioni in blocco della giuria internazionale, la Fondazione spiega di aver informato i giurati non solo dell'impatto mediatico della loro posizione, ma anche del personale rischio di esposizione al risarcimento dei danni, e questo dopo la diffida presentata da uno scultore israeliano che ha paventato una richiesta danni per discriminazione dopo che la giuria aveva annunciato l'intenzione di escludere dai premi i paesi i cui leader sono accusati di crimini contro l'umanità, Russia appunto, ma anche Israele. Dalla politica internazionale, nazionale e regionale a quella locale, con la corsa alle amministrative di fine maggio. Tra i comuni al voto c'è Ponte di Piave, sono 4 i candidati, ne conosciamo 2 questa sera, a partire da Alvise Tommaseo Ponzetta con la sua lista Ponte per tutti. A Ponte di Piave le cose non si muovono, il paese è fermo ormai da troppo tempo e vogliamo cercare di organizzare meglio la vita sociale del paese, riportare la gente tra le strade e quindi creare punti di incontro e occasioni di incontro, perché solo così un paese vive, se no diventa un paese dormitorio e non è quello che vogliamo. Per queste ragioni l'avvocato Alvise Tommaseo Ponzetta scende in campo come candidato alle prossime elezioni comunali di Ponte di Piave del 24 e 25 maggio. Quando non indossa la toga, Ponzetta è anche scrittore, giornalista pubblicista, ma conduce anche un'azienda agricola vitivinicola che valorizza le produzioni delle terre del Piave. Il candidato si presenta con la lista Ponte per tutti, della quale è stato anche capogruppo per 7 anni. Per la terza volta si candida per la sua città con obiettivi ben chiari. Dobbiamo assolutamente finire la pista di atletica che è cominciata i lavori 4 anni e ancora incredibilmente sono fermi. Dobbiamo ristrutturare il campo da calcio, lo stadio, perché non è possibile che Ponte di Piave non abbia più una società dilettantistica e giovanile di calcio. Dobbiamo riportare altri sport che a Ponte ormai non esistono più. I nostri ragazzi devono andare purtroppo tutti a Saigareda e soprattutto bisogna ristrutturare il cinema teatro, non con il progetto della vecchia amministrazione che lo voleva completamente modificare, ma nella sua struttura originaria, perché solo in questo modo si potrà aggregare il paese, creare motivi di incontro. Un'altra lista civica, la civica per Ponte di Piave, è quella guidata da Arturo Miotto. Ho deciso di scendere in campo per cercare di girare pagina nelle modalità di gestione della cosa pubblica del comune di Ponte di Piave. Una missione è quella di far svoltare il suo paese che ha spinto il 72enne Arturo Miotto alla sua prima esperienza politica. Nel settore pubblico il suo curriculum parla di una intensa attività negli anni '80 nel comitato di gestione dell'allora UL7 Oderzo Motta, prima di una lunga carriera da direttore di banca.
Con lui una squadra che rappresenta un mix di esperienza e di giovani, con l'obiettivo primario di ascoltare le istanze della gente e non stravolgere a tutti i costi quanto fatto dai predecessori, ma di migliorare e su più fronti. Migliorare quello che è il decoro pubblico. Noi abbiamo delle situazioni non proprio idilliache sulle strade, su alcuni immobili che ci sono, che magari vanno ad impattare su delle piazze che sono veramente belle. Sto pensando a quella di Negrisia, sto pensando a Ponte di Piave, sto pensando anche alle frazioni. Manutenzione anche dal punto di vista idrogeologica delle frazioni, soprattutto, che hanno problemi di scoli, hanno problemi di flussi dell'acqua quando ci sono eventi atmosferici particolari. Altro punto è quello di creare delle aree affinché le comunità, i ragazzi, i giovani e le famiglie possano incontrarsi. Senza dimenticare un tema cardine. Sicurezza dal punto di vista del controllo del territorio, sicurezza con l'installazione di impianti di illuminazione dove non ci sono, sicurezza con l'installazione di videocamere dove non ci sono. I 50 anni dal terremoto del Friuli, nel pomeriggio alla caserma Goi Pantanali la messa di commemorazione delle vittime presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI, primo grande evento in avvicinamento alla data del 6 maggio, un momento di grande e commossa partecipazione che Media Nord-Est ha raccontato in diretta su TV12 e Tele4, una cerimonia partecipatissima come vedete nelle immagini che si è aperta con un messaggio di Papa Leone XIV. Ricordiamo, ha scritto il pontefice, chi ha perso la vita e omaggiamo quanti da diversi paesi portarono soccorso, affiancando la solerzia instancabile delle comunità locali che ha consentito una ripresa rapida della vita e una ricostruzione esemplare, modello di rinascita civile. Questo è il messaggio del pontefice. Prima della messa al santuario di Sant'Antonio a Gemona, centinaia di giovani hanno partecipato all'incontro con il cardinale Matteo Maria Zuppi. Quasi 1000 i ragazzi e bambini coinvolti questa domenica a Gemona del Friuli nelle iniziative dell'Arcidiocesi di Udine che hanno preceduto la solenne messa per i 50 anni del terremoto in Friuli alla Goi Pantanali. Al santuario di Sant'Antonio 600 adolescenti e giovani hanno potuto in particolare incontrarsi e dialogare con il cardinale e presidente della Conferenza Episcopale Italiana Matteo Maria Zuppi. La vita è sempre molto fragile e qualche volta tutti, compreso i giovani, pensano che non sia così. E tanti vivono purtroppo il mondo che gli crolla addosso. E poi qual è la risposta al mondo che crolla addosso? Questa forza di guardare al futuro e di costruire il futuro. Una delle cose che mi ha colpito è che tanti dicevano noi lo dobbiamo fare noi, cioè la ricostruzione non è che uno aspettava, vedeva, hanno iniziato subito. Del giorno stesso. Qualche volta siamo un po' fatalisti oppure pensiamo che lo devono sempre fare gli altri. No, i friulani l'hanno fatto loro con l'aiuto di tanti, questo sì, ma non si sono messi in panciolle, anzi hanno dato a tutti una lezione di grande determinazione a costruire oggi il futuro, ed è quello che dobbiamo fare. È venuto subito il cardinale Zuppi, ha incontrato i giovani e proprio a loro si è diretto, augurando che siano protagonisti non solo del futuro ma anche del presente. Credo che sia un bel messaggio di incoraggiamento per tutti noi e soprattutto per i giovani. Cambiamo decisamente argomento, parliamo del prossimo weekend che vedrà protagonista in tutta la Marca la nona edizione del trofeo Marca Classica, sesto dei 12 appuntamenti del campionato italiano regolarità auto storiche. Fortunatamente ha delle risorse impagabili e uniche, quindi siamo sicuri anche quest'anno di dare il massimo a chi verrà a questa gara. Questa è una gara molto attesa, in effetti ci ha chiesto la federazione di poterla anticipare al mese di maggio rispetto alle edizioni scorse che appunto si tenevano a giugno e luglio, proprio perché possa essere seguita, ed era una richiesta da parte di tutti i concorrenti che seguono appunto il campionato italiano,
di poterle inserire tra le prime gare della stagione. Ci saranno tutti i top driver nazionali, quasi 70 partecipanti alla 9ª edizione del trofeo Marca Classica, campionato italiano di regolarità delle auto storiche, una manifestazione che alla bellezza dei luoghi unisce il fascino di auto senza tempo, ancora oggi oggetto di culto e passione, tanto che nascerà, per volere di ACI, una commissione specifica a Treviso. Entro il mese di maggio l'Automobile Club Treviso formerà la prima commissione automobilismo storico proprio per trattare queste tematiche, e anche perché può essere una situazione utile anche per quanto concerne le nostre iniziative come la Marca Classica, come Ruote nella Storia, e anche per veicolare un messaggio di promozione di questo sport. Quest'anno modifica il percorso che toccherà le colline del Prosecco, ma anche Susegana, dove la contessa Isabella Collalto aprirà le porte del suo castello e della tenuta per una tappa intermedia. Quartier generale al BHR Hotel di Quinto e Power Stage il 9 maggio in Viale d'Alviano sulle Mura, mentre per la prossima edizione, la 10ª, l'assessore allo sport sta pensando di aprire Piazza dei Signori. Non possiamo neanche più considerare le auto ma dei gioielli di tecnologia del passato, che però sono macchine circolanti, e quindi è giusto che tutti possano vederlo. Troveremo per la 10ª edizione, sarà il prossimo anno, una modalità sia online sia fisica, perché dobbiamo sentire giustamente il rumore e l'odore di queste auto dal vivo, e quindi il prossimo anno ci penseremo. Però intanto godiamoci la 9ª edizione, che avrà anche come percorso un percorso molto affascinante, che darà la possibilità di vivere la marca nella sua bellezza, nel suo verde, nelle sue colline, nella sua trevigianità, e quindi siamo molto contenti. Proprio sul tema della cultura insiste Torcellan, appena nominato componente del Consiglio Sportivo Nazionale ACI Sport. Cerchiamo come sempre di fare sempre molta cultura nell'automobile, cultura nel rispetto delle norme, e cerchiamo comunque sempre di valorizzare con i nostri transiti la meravigliosa marca trevisana. E di motori e solidarietà parliamo invece per la domenica speciale di oggi in Piazza Rigo a Spresiano, dove il Delta Club Italia ha promosso una giornata di inclusione, un'iniziativa dedicata a tutte le persone con disabilità. Dalla piazza di Spresiano i partecipanti sono stati fatti salire a bordo delle mitiche Lancia Delta e hanno potuto fare un giro fino alla zona industriale a confine con Arcade, e questo accanto a piloti esperti, una vera e propria emozione per decine di partecipanti. L'evento promosso dal Delta Club Italia con Comune di Spresiano, Proloco e Comitato Festeggiamenti di Visnadello. Alla residenza per anziani Umberto I di Montebelluna invece judo protagonista grazie a un ospite della struttura che è anche un'icona di questa disciplina, ovvero Mariano Vio. 97 anni, cintura nera di judo. Mariano Vio è ancora oggi profondamente attaccato alla disciplina che ha portato tra gli anziani residenti del centro servizi Umberto I di Montebelluna. Disciplina fisica, tecnica e mentale che lo ha forgiato in gioventù. 17-18 anni, perché prima si era colpiti dal gioco del calcio e si andava a giocare. Poi è nata questo tipo di sport. Sono entrato e ho sempre fatto il meglio possibile, fino a che sono arrivato per poco a questa cintura nera da diversi anni. Una giornata dedicata alla sua storia e a una pratica sportiva ricca di valori, quella vissuta all'Umberto I grazie alla collaborazione dell'associazione Judo Montebelluna, con Vio che ha portato la sua testimonianza, le lezioni a Pederobba, l'apertura di una palestra a Cornuda, l'attività a Montebelluna e Treviso. Diversi anni ho insegnato per conto mio, avevo una buona squadretta, poi si sono invertite le cose e siamo andati militari da una parte e loro dall'altra, e quindi abbiamo perso la via che avevamo cominciato. Un'altra giornata oggi all'Umberto I di sport con la SD Judo Montebelluna. Un ringraziamento ovviamente a Adriano Pizzolon, presidente del judo, a tutti i propri atleti e atlete che sono qui oggi per creare una giornata di sport con gli ospiti dell'Umberto I. L'ennesimo appuntamento che abbiamo programmato, abbiamo progettato per quest'anno, insieme ad tanti altri appuntamenti all'insegna della condivisione e della partecipazione del centro servizi nel territorio come struttura aperta alle associazioni e agli organismi del territorio.
Una notizia di cronaca di poco fa, una capotreno che stava per salire a Venezia su un convoglio diretto a Treviso è stata rapinata del tablet di servizio e di altro materiale della società da un malvivente, probabilmente dell'est Europa. Il fatto è accaduto oggi alla stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia. Il bandito è riuscito a fuggire prima che intervenisse la polizia ferroviaria. Allarme è scattato quasi subito, la capotreno, che non è rimasta ferita fortunatamente, nonostante fosse turbata dall'aggressione, ha deciso di continuare nella sua mansione. Successivamente si è recata all'ospedale, quindi diretta il convoglio diretto a Treviso. L'aggressione è avvenuta alla stazione di Venezia Santa Lucia, una donna capotreno che è stata aggredita e derubata del tablet e di altro materiale della società, ovviamente delle ferrovie dello Stato. E siamo in chiusura, dopo di noi ci sarà ovviamente il meteo e la programmazione di Antenna 3. Come ogni domenica c'è il servizio storico, il servizio che Lucio Zanato pesca dal nostro immenso archivio storico e che riguarda Venezia. Sta per concludersi il lungo ponte tra il 25 aprile e il 1 maggio. Tante ovviamente le presenze turistiche in tutte le città e soprattutto a Venezia, che dal 3 aprile ha attivato, lo sapete, il discusso contributo d'accesso, un modo per limitare il flusso di turisti che per molti è una vera e propria invasione della città. Insomma, il dibattito sul turismo a Venezia incontrollato avviene da sempre, tanto che già 40 anni fa si cercava di limitare questo flusso di turisti incontrollato non con il contributo d'accesso ma con qualcos'altro. Guardate. L'identikit del buon turista non era stato ancora disegnato. Ci ha pensato però in questi giorni l'amministrazione comunale di Venezia. Dell'assalto dei pendolari del fine settimana la città non ne può più, si mormorava a Cafarsetti. E così il sindaco Nereo Laroni ha eletto sul campo un triumvirato di esperti: l'assessore al turismo Salvadori, quello alla cultura Rigo e ai servizi pubblici Vazzoler, con l'incarico di risolvere l'invasione dei 50.000 di quelli che si riversano in città all'inizio della stagione turistica. Lo sforzo compiuto dai tre non è venuto meno alle attese e stamattina nel corso di una conferenza stampa è stato presentato il Galateo del buon turista. Il titolo del lavoro è Prenota Venezia. I tour operators che con i grossi pullman fanno sbarcare al tronchetto migliaia di persone dal prossimo mese devono sapere che bisogna prenotare il posteggio al tronchetto. Chi non lo fa rischia di tornarsene a casa. Le scuole sono già avvisate via circolare. Ogni comitiva di studenti deve prendere contatti con il comune prima di venire a Venezia. La capienza della città ha un limite che, fatti un po' di conti, ha affermato il sindaco: i turisti a Venezia non possono essere oltre le 50.000 unità. Il problema è più acuto di ieri, anche se è vero che è nato non oggi. Queste sono alcune prime misure, probabilmente sarà necessario approntarne altre. Ecco, che tipo di consigli dà quindi al turista che deve venire a Venezia? C'è un'operazione che è quella che si chiama vacanze intelligenti, è la stessa cosa, che il turista faccia vacanze intelligenti. La parola d'ordine è comunque razionalizzare il flusso turistico. La gente, ha affermato Salvadori, avrà a disposizione dei percorsi alternativi. Venezia non è solo Piazza San Marco. E poi, afferma ancora il sindaco, i posti macchina non si possono inventare, come d'altronde i posti letto. Se in città non c'è posto, il turista deve saperlo e lo sa soltanto se si informa prima di arrivare in città. Evita così di dormire sotto le stelle e di essere servito malamente negli alberghi e ristoranti.